Va ora in onda Bianco, Rosso e... in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di RC Radio Conegliano da Claudia. E i telespettatori e le telespettatrici di Veneto Globe da Karen. Buongiorno a tutti. Buongiorno, benvenuti e ben ritrovati alla trasmissione che vorrà parlarvi di vino e di tutte le sue mille sfaccettature. Siamo giunti oggi a parlare della vinificazione in bianco dopo avervi parlato brevemente nella scorsa trasmissione di uva e vendemmia. Vinificazione in bianco, siamo bene o male nel periodo? Eh sì, ma tu prova a immaginare che quando parliamo di vinificazione, Claudia, ci sembra di parlare di qualcosa di molto moderno, ci immaginiamo la cantina, ci immaginiamo questi ambienti. Pensa che in realtà questa è una tradizione millenaria, anche se l'uva non è stato uno dei primi frutti usati per le fermentazioni alcoliche. All'inizio venivano mescolate ad altre frutte per ottenere queste bevande miste, ma poi scoperto che questi prodotti derivati dall'uva erano così amabili che l'uomo ha deciso di dedicarsi solo a questo, e la storia poi ci ha portato dagli albori fino a questo momento dove qualcosa in più sicuramente abbiamo imparato. Decisamente. Allora, come vi dicevo, più o meno siamo nella fase della vendemmia delle uve bianche, in quanto si vendemmiano solitamente prima le uve bianche rispetto alle uve rosse. Ovviamente ogni enologo, a seconda del progetto del vino che vuole fare, ha la decisione finale sul momento della raccolta, e una volta raccolta l'uva cosa si fa? Si corre a tutta birra verso le cantine per evitare quello che spiegavo la volta scorsa, che la fermentazione alcolica inizi già dai carri o dalle ceste di uva raccolte. Ma cosa ci sarà in questi carri? Non è poi una cosa scontata, perché potremmo avere, quante tipologie di uve potremmo avere nei carri? Tendenzialmente una. Solitamente una, però non escludiamo che ci sono, ci possono essere delle scelte enologiche in cui si possono vinificare insieme uve di diverso tipo, oppure uve dello stesso vitigno che però vengono raccolte da vigneti diversi. Quindi c'è chi sceglie di fare una vinificazione divisa per settori, per tipologie di uve, o per proprio anche di microzone, però ecco, eventualmente c'è sempre la scelta, la possibilità, una volta ottenuto il vino, invece di fare un blend, di tagliare le diverse partite. Però prima di arrivare a questo bisogna capire dall'uva come arriviamo al vino. Esattamente. Allora, una volta arrivata in cantina, l'uva viene pressata. Questa è una tecnica ormai desueta, o comunque un po' arretrata, oppure vengono tolti i raspi e gli acidi vengono pressati contemporaneamente. Si chiama questo procedimento di raspapigiatura. Ci sono degli apparecchi appositi che prevedono appunto o che l'acino addirittura durante la raccolta venga staccato direttamente dalla pianta e quindi raccolto solo l'acino, oppure appunto una volta versato il grappolo, queste macchine prevedono di togliere i raspi piuttosto che i vinaccioli e pressare in contemporanea il tutto. Questo perché? Perché il vino bianco non prevede tendenzialmente la macerazione sulle bucce e sui raspi, che contengono, come dicevamo la settimana scorsa, dei tannini e quindi delle sostanze che poi in bocca possono risultare tendenzialmente legnose, un po' allappanti. Ma qui ti devo fermare, Claudia, perché noi prima stavamo parlando della vinificazione antica, però ci sono ancora delle zone del mondo dove se gli dici di togliere raspi e togliere bucce, mi dici ma insomma qua il grappolo è fatto di questo e quello.
E effettivamente nelle vinificazioni con le anfore, queste che ricordano un po' le tradizioni antiche, come per esempio i vini ottenuti nella zona del Caucaso, queste regioni proprio dove la vite era coltivata storicamente, ancora viene messo tutto dentro, bucce, raspi, vinaccioli, anche tutte queste sostanze molto diciamo ricche di tannini, come diceva Claudia. Però ci sono anche delle tecniche un pochino più moderne che invece vogliono che queste bucce facciano un pochino compagnia al mosto, però sono delle cosiddette macerazioni, quindi questo momento di contatto tra la buccia e la polpa che fuoriesce il mosto, molto brevi, a temperature molto basse, si parla di macerazioni pellicolari, criomacerazione, insomma un po' di freddino, perché altrimenti esce un po' troppo, parte la fermentazione. Ma sono delle curiosità, soprattutto per i vitini che sono un po' aromatici, bisogna estrarre qualcosina dalle bucce, ma solitamente la vinificazione in bianco invece, Claudia, è no bucce. No bucce, esattamente. Quello che ne ricaviamo quindi è un mosto, cosiddetto fiore, perché per avere vini di qualità l'acino non viene pressato del tutto, viene leggermente schiacciato e viene raccolto il succo iniziale che esso ci dona. Il resto viene cosiddetto vinaccia, ma non è del tutto scarico. Infatti molto spesso queste vinacce vengono riutilizzate per produrre dei vini di qualità leggermente inferiore, oppure le vinacce vengono riutilizzate per la distillazione. E qua le grappe anche qui hanno un'origine, se le vinacce hanno una certa sostanza, anche le grappe non sono da meno, ma non parliamo di grappe, in questo momento lasciamole per stare. Un secondario. È già un Andiamo po' prestino, dai, sì, dai, stiamo al vino bianco, la sì, grappa è a fine pasto, solitamente. Parliamo di alcol un po' a tenori ridotti. Ecco, allora, una volta appunto ottenuto il mosto, si capisce se l'annata e la coltivazione dell'uva è andata bene, perché in base agli elementi presenti nel mosto si potranno apportare delle correzioni o meno per ottenere appunto il vino che si vuole. Si tratta di piccole correzioni, certo, eventualmente, sono tutte regolamentate. Ricordiamo che in cantina non possiamo fare i miracoli che invece il buon Dio e la natura ci regalano direttamente nel vigneto, quindi si tratta eventualmente di piccole correzioni che vanno ad aggiustare un po' il tenore zuccherino senza aggiungere zucchero, ma eventualmente altro, diciamo, mosto concentrato o altre sostanze, diciamo, che vanno proprio a girare di una virgola, insomma, non diciamo che il mosto può essere completamente stravolto. No, assolutamente, quello che si ha in vigna sia poi alla fine nel bicchiere qualche cosa appunto si può correggere, ma non molto, e quindi il mosto a questo punto viene travasato in dei tini e qui inizia la parte fondamentale che lo trasformerà in vino, ossia vengono aggiunti i cosiddetti lieviti, perché ricordiamoci bene che il vino è un prodotto di un processo che prevede la mutazione appunto di zuccheri in alcol. Ma chi sono questi sconosciuti, Claudia? Diamogli un nome, perché questo povero lievito si chiama Saccharomyces cerevisiae, è un nostro fedele compagno in cucina. No, tu Claudia che sei un'abile panificatrice, ti sarà capitato di impastare questa pasta madre, anche si chiama, a volte ricchissima di lieviti, quello che si usa anche poi il cosiddetto lievito di birra, insomma le fermentazioni lui le domina incontrastato in cucina e qui si può parlare di lieviti indigeni o che sono spontaneamente presenti in questo caso nell'uva, però anche nella vostra cucina. Immaginate quando fate il pane, non avrà mai, insomma Claudia, quello che faccio io non è mai buono come il tuo e non riesco a capire perché, ci avrò dei lieviti
in cucina che non saranno mica bravi come i tuoi, li devo Sono un le pochino. mani. Allora andiamo a anche. toccare un po' di grappoli d'uva e poi a impastare la nostra forma. Ecco, cosa ci possiamo aspettare in questo caso dei vini ottenuti da fermentazioni cosiddette spontanee, dove noi lasciamo che i lieviti che sono già presenti lavorino, rispetto a quelli che invece hanno bisogno di un'aggiunta. Ecco, nel primo caso è un po' un processo un po' misterioso, un po' inaspettato, non sappiamo le trasformazioni che avverranno all'interno, quindi in questo caso la scelta implica, vogliamo valorizzare le differenze tra vino e vino, anche proprio tra tino di fermentazione e tino di fermentazione. Se invece aggiungiamo dei lieviti, questo non vuol dire che andiamo a stravolgere completamente il profilo sensoriale dei vini, ma semplicemente andiamo a controllare un pochino meglio l'andamento della fermentazione. E poi di lieviti ce ne sono veramente tanti, quindi c'è un bel lavoro anche lì di selezione per quel che riguarda il lievito che è più adatto a un certo tipo di vino. Quindi il lievito è il protagonista indiscusso di questa fase di fermentazione ed è uno di quelli che sopravvive ad altri nemici amici che si trovano all'interno del vino, batteri e altri funghi. Insomma, lui ce la fa, lui resiste all'alcol che aumenta, allo zucchero in eccesso, è un pioniere della fermentazione alcolica. E i nostri amici lieviti, appunto, oltre a trasformare gli zuccheri in alcol, e tendenzialmente per ogni particella di zucchero ne otterremo 2 di alcol, e quindi la gradazione alcolica del prodotto finale lo dovremmo sapere già al momento della vendemmia, in quanto le analisi del contenuto degli acidi portano a capire il contenuto anche degli zuccheri. I nostri amici lieviti lasciano anche altre sensazioni e altre componenti al vino, che poi ritroveremo sia al naso che al palato. La fermentazione, come avevo già accennato la settimana scorsa, prevede determinate temperature che sono solitamente calde o temperate, quindi diciamo che si aggirano tra i 18 e i 20 gradi. Questo perché non vogliamo, o comunque l'enologo non vuole far sorpassare queste temperature, perché andremmo a trovare un vino poi privo di aromi freschi e di quelli che sono i bouquet ricchi che le uve invece ci regalano. Ecco perché ultimamente vengono selezionati anche dei lieviti che riescono a lavorare a temperature molto inferiori. Ho recentemente scoperto che i lieviti indigeni partono a lavorare a temperatura addirittura intorno ai 10 gradi, che è una cosa molto rara. Infatti, come prima Karen diceva, lavorando il pane e inserendoci il lievito, l'impasto lo mettiamo al caldo, lo mettiamo al riparo da correnti, perché appunto questi Sì, i lieviti devono lavorare a temperature mediamente intorno ai 20 gradi, anche di più. Poi quando parleremo della vinificazione in rosso scopriremo che lì anche le temperature un po' più alte aiutano a far uscire dalla buccia anche le altre sostanze coloranti. Ma il lievito fa tutti questi lavori, fa uscire l'alcol, fa uscire anche quei profumi che sono caratteristici anche dei vini bianchi. Mai sentito la banana, la pera, la mela, insomma quei profumi che hanno bisogno del lievito, oltre a glicerina, quelle sostanze che quando agitiamo il bicchiere ci fanno vedere gli archetti e quant'altro. Insomma, sono molto importanti. Ma arriviamo quasi alle fasi conclusive. Esattamente, perché una volta appunto svolta la fermentazione avremo finalmente quello che potremmo chiamare vino. Evviva! Evviva, ce l'abbiamo fatta! Il vino sarà travasato in contenitori, tini, botti di cemento, di legno o di acciaio, a seconda appunto di quello che l'enologo sceglie per il proprio progetto. E qui avremo una prima fase di maturazione che è sicuramente molto interessante. Sì. E le varie diversità dei contenitori poi le ritroveremo sempre sia al naso che al palato.
dato e ve le spiegheremo sicuramente più approfonditamente. Una puntata a testa, direi. Sì, con calma, non mettiamo tutto subito nel bicchiere, ci vuole pazienza, come d'altronde ci vuole pazienza anche prima di poter aprire una bottiglia, perché anche la bottiglia è un contenitore che consente il cosiddetto affinamento, il vino si affina, diventa più fine, diciamo che mette insieme un po' tutti quegli elementi che sono usciti dalle fermentazioni che devono poi assemblarsi e che ci consentono di fare un bel cin cin, che è quello che facciamo anche noi a tutti voi. Speriamo che questa sera possiate tutti quanti aprirvi una bella bottiglia di bianco dicendo però ce ne vuole di strada per arrivare fin qui, e noi vi racconteremo qualcosa in più di questo vino alla prossima puntata in cui appunto spiegheremo un po' gli aspetti visivi del vino e vi racconteremo soprattutto le tonalità dei colori che racchiudono non solo una bellezza e una diversità, ma svelano anche diversi aspetti di quello che abbiamo nel bicchiere e poi berremo e degusteremo. Ma allora cosa facciamo? Noi possiamo andare a goderci questo calice di bianco? Godiamocelo, un cin cin, stappate, mi raccomando, le bottiglie, non lasciatele solo in cantina a invecchiare. Il vino va bevuto. Va bevuto. E in compagnia. Esattamente. Alla prossima puntata. Alla prossima, arrivederci. Avete visto ed ascoltato Bianco, Rosso e in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori.